Delusione, è una partita che si cercava di vincere, sapevamo l'importanza di questi 3 punti e di contro avevamo un avversario sicuramente. Ci siamo giocati la partita, purtroppo questa piccola pressione non ci ha fatto bene perché siamo partiti abbastanza contratti, non sempre abbiamo fatto un gioco fluido come solito nostro, ma ci sta benissimo. Di contro abbiamo trovato una squadra avversaria organizzata, a cui l'unica cosa che interessava era perdere tempo e non subire gol, e alla fine sono riusciti nel suo intento, pareggio sostanzialmente che ci può stare. E Agustin oggi l'abbiamo riscato, era in condizioni precarie, sapevamo che poteva dare 40-50 minuti, tanto ha dato e speriamo si riprenda al più presto. Abbiamo avuto 2 buone palle il primo tempo da poter gestire diversamente per andare in porta, abbiamo avuto un'altra palla con Fernandez dentro l'area col portiere e le nostre buone occasioni le abbiamo create anche oggi, siamo là. Avessimo segnato sicuramente il 25% dei gol che abbiamo sbagliato quest'anno, eravamo già a divertirci. È stata una partita molto maschia, al primo tempo eravamo un po' nervosi, però poi il secondo tempo siamo riusciti a uscire fuori, abbiamo creato molte palle gol, abbiamo provato a segnare, però è stato un po' difficile perché loro hanno difeso molto bene. Manca un po' di lucidità, magari ci è mancata in queste partite sotto porta, però siamo lì. Non molliamo mai e lottiamo sempre. Il campionato è questo, lo sapevamo, non è facile salvarsi, però il nostro obiettivo rimane quello e noi fino alla fine cerchiamo di raggiungerlo. Sarà una partita molto difficile visto che loro sono in salute e proveremo ad andare a prendere i punti lì. Sto trovando benissimo con i ragazzi, la squadra, molto bene.